come sempre, immediatamente, comunque questa mattina finiremo la prima parte alle 9:45 perché c'è l'insediamento a Bassano del sindaco Finco che ha vinto, però partiamo subito con ospiti graditissimi. Perché? Perché venerdì sarà una giornata importantissima. Vediamo la locandina e la facciamo commentare dal dottor Giulio Agnello Santoro, responsabile Centro Incontinenza e Stomie ULSS 2 Marca Trevigiana, assieme alla dottoressa Rita Cian, coordinatrice Centro Incontinenza e Stomie ULSS 2 Marca Trevigiana. Allora iniziamo proprio, dottor Santoro, cosa succederà venerdì? Innanzitutto buongiorno Mirella, buongiorno a tutti i telespettatori, grazie per la possibilità di averci invitato e parlare di questa importante iniziativa che venerdì ci vedrà in Piazza Borsa a Treviso in occasione della giornata nazionale della incontinenza. Giornata nazionale. Lo Stato italiano ha dedicato una giornata a questa importante patologia e un importante disturbo che interessa circa il 15% della popolazione, ed è quella dell'incontinenza, nelle sue forme di incontinenza urinaria della pipì e di incontinenza anche intestinale per le feci. Noi come centro di Treviso e come ospedale ULSS 2 Marca Trevigiana abbiamo aperto il primo centro italiano di terzo livello per la prevenzione, la diagnosi e la cura di questo tipo di disturbi. Ma ancora adesso c'è tanta reticenza, c'è tanta anche senso di vergogna e di pudore di parlare di questo tipo di problematiche, di questo tipo di malattia, e quindi ancora ci si nasconde. La nostra presenza in piazza in occasione di questa giornata nazionale è proprio a voler testimoniare che non bisogna vergognarsi. Noi come specialisti della ULSS saremo appunto in piazza, incontreremo la popolazione, incontreremo i cittadini e sarà un momento importante di confronto, ma anche di poter parlare con persone che hanno questo tipo di problematiche, di questo tipo di disturbi. Questa locandina che abbiamo visto, pregherei la regia di rimandarla in onda, siamo un'opera d'arte. Perché questo titolo, dottor Santoro? Perché veramente il corpo umano è un'opera d'arte che devi ascoltare, devi fare prevenzione, perché batte qualche colpo, lui ti fa capire che c'è qualcosa che non funziona. Chi è che ha deciso di fare questo bellissimo titolo, ma soprattutto questa opera d'arte? Allora, vogliamo innanzitutto ringraziare con l'occasione l'Associazione dei Pazienti Incontinenti e Stomizzati. Dopo di noi ci sarà la dottoressa Troles, che è il presidente regionale dell'Associazione Incontinenti e Stomizzati, e la FAIS, che è la Federazione Incontinenti e Stomizzati Italiana, ha deciso di proporre questa campagna che ha davvero un grande significato, tra l'altro con il Ministero della Cultura, e cioè utilizzando dei capolavori. In questo caso nella locandina c'è La Venere del Botticelli, un quadro meraviglioso che è nella Galleria degli Uffizi a Firenze, e se si vede bene nella locandina, la Venere ha un sacchetto a livello della parte addominale sinistra, un po' nascosto dal braccio. Cosa vuol dire questa campagna? Che non bisogna vergognarsi, quello che dicevamo prima, perché un paziente che ha una stomia, che ha questo sacchetto, è un'opera d'arte. Ed è un'opera d'arte che vuol dire che la stomia non viene a modificargli il suo aspetto, sì glielo modifica, ma non gli modifica quello che è la personalità e la caratteristica dell'essere umano. Anzi, questi pazienti hanno addirittura maggiore dignità di pazienti che non hanno questo tipo di situazioni. E quindi di fronte a queste cose bisogna davvero a testa alta affrontare la malattia, andare e seguire gli specialisti e le cure che vengono proposte, e mai vergognarsi di avere magari questo sacchetto sulla pancia, perché è parte di un percorso di cura che dà qualità e quantità di vita. Dottor Santoro, però dobbiamo anche dire che purtroppo nel 2024, come dice giustamente lei, l'uomo soprattutto fa poca prevenzione. La donna si è molto rimboccata le maniche, l'uomo fa ancora fatica ad accettare il pannolone, tanto è vero che io, lei lo sa, il famoso detto che ho coniato qua assieme a lei, più prevenzione meno pannolone, ma soprattutto, ecco, culturalmente l'uomo non è ancora preparato, il sesso maschile si vergogna, noi nasciamo col pannolone, moriamo col pannolone che lo portiamo quasi sempre,
Voi invece fate, molti di voi, però grazie anche a questo spostamento che voi fate, non più negli ambulatori, ma vi spostate con questi camper, andate nelle piazze. Ecco, io penso che questo sia proprio un momento molto importante di prevenzione e i risultati si sono visti, perché ormai mi sembra sia il secondo o il terzo anno che fate questo. Prego, dottor Santoro. Sì, grazie Mirella. Noi battiamo tanto sulla prevenzione. La prevenzione primaria è quello che è la fase fondamentale, cioè evitare che una malattia si sviluppi, oppure una prevenzione secondaria, cercare di identificare una malattia nella fase più precoce possibile. Prima si identifica, prima si riesce a curare. Noi non li vogliamo questi pannoloni, noi i pannoloni vogliamo abolirli, ma per abolire i pannoloni non dobbiamo arrivare ad avere il problema. E quindi vuol dire agire primariamente o agire secondariamente quando iniziano i primi sintomi, perché ci sono tantissime possibilità di cura che sono o dal punto di vista medico, e qui già il medico di medicina generale può fornire indicazioni e consigli, a forme di riabilitazione e di fisioterapia, fino ad arrivare in piccola percentuale dei casi anche alle forme chirurgiche. Diciamo che il pannolone per noi rappresenta quasi una sconfitta, cioè di non essere riusciti a intercettare prima il problema. Detto che comunque anche il pannolone, specialmente nelle persone anziane con problematiche importanti, ha un suo significato e una sua importanza. Allora sentiamo anche la dottoressa Rita Chan, lei è coordinatrice di questo centro incontinenze e stomie. Ecco, quello che la preoccupa di più nel 2024 ancora far fatica a far capire l'importanza della prevenzione, specialmente, come dicevo prima, nel sesso maschile. Ma quello che lei vede, ecco, forse è questa paura di perdere la virilità, paura di non essere più uomini come prima. La paura regna sovrana. Eppure di strada ne è stata fatta grazie proprio alla scienza, alla chirurgia, soprattutto poi adesso abbiamo anche l'intelligenza artificiale, che vorrei proprio capire, però c'è sempre l'uomo alla fine che gestisce il tutto, ma soprattutto vincere la paura per curarsi, perché come dice giustamente il dottor Agnello Santoro, cioè bisogna capire che loro sono là apposta per curarti e non è detto che vada male se tu fai prevenzione, perché questa paura, cosa nota lei che è quella che riceve, ecco, il primo approccio è lei, poi arriva il dottor Santoro, ma è lei che accoglie questo paziente. Come lo vede questo uomo che arriva, delle volte anche giovani, delle volte meno giovani? Prego. Certo, buongiorno a tutti, buongiorno Mirella e grazie di questo invito che è sempre molto gradito e ci dà soprattutto l'opportunità di parlare con le persone e farci conoscere, perché ancora noi non siamo conosciuti come entità dell'US2 Marca Trevigiana. L'approccio che abbiamo con i pazienti è soprattutto io che sono diciamo, la persona che incontrano per prima, è un approccio un po' difficile molte volte, come dicevi tu anche soprattutto nella figura maschile troviamo difficoltà a confrontarci, però devo dire che ultimamente l'uomo anche è lui che viene a cercarci, è lui che viene a chiedere informazioni e soprattutto viene a capire come può migliorare la sua condizione. Ecco che allora il servizio che noi offriamo lo offriamo anche con degli specialisti che vanno oltre a quello che è il problema fisico, ma andiamo anche a intervenire su quello che è un problema che può essere anche psicologico. Ricordo che all'interno del Centro Incontinenza e Stomie dell'US2 Marca Trevigiana c'è questa figura dello psicologo che è molto importante, ci è di aiuto in quello che è il percorso diagnostico-terapeutico del paziente. L'uscita che noi facciamo anche quest'anno, e ricordo venerdì mattina saremo appunto in piazza Borsa a Treviso per ricordare questa giornata nazionale dell'incontinenza, lo facciamo anche per ricordare alle persone che possono approcciarsi tranquillamente e serenamente a chiedere anche informazioni su quelli che possono essere potenziali percorsi di diagnosi e cura della loro potenziale malattia. Abbiamo Rinaldo da Venezia. Rinaldo, veloce mi raccomando, perché ho i minuti contati questa mattina, vai. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Va bene, il problema degli anziani, dell'incontinenza, è un problema minore, perché invece tanti problemi per gli anziani peggiori con malattie che ti risparmi. E non si c'è gara a vergognare, perché se anche uno va all'incontinenza
è una roba naturale che ti può vedere nel corso della tua vita, non ti darà da vergognare, ti darà da vergognare a fare del male agli altri, ma non questa roba che è qua. Dopo le malattie, è una malattia, ma non vedo così brutta perché non ti muori. E cosa ti dai a vergognarti? Perché? E dopo la prevenzione, se giusta, quello che facevo io, non ammirevole, ancora di più, ma è prevenzione. Parla con un dottore, devo 4 settimane prima che ti occiapi, dopo una visita e ti darà sto anno che viene. Le cose devi cercare, è la prevenzione, c'è da farla, non da annunciarla. Perché si va dal medico, mica il sabato, se ho bisogno, non lo trovo, non c'è niente da fare. E dopo ti vai pronto soccorso e dice, ma non ti dà niente, ti vieni qua. E dove devo andare? Mi butto fuori dal balcone, non sono mica un medico, no. Seconda roba bisogna andare al medico. E se non lo trovo, è vergognoso. E prevenzioni, bisogna dare la possibilità alle persone anziane una preferenza che vada subito del corso. Ha talmente la vita curta, va bene, che cosa vuoi tu dargli fra 2 anni, che fra 2 anni sortella la boccai. E ora bisogna dargli subito. E quello che facevo gli altri, non miremo ancora di più. Bravi per quello che facevo e vi saluto, buongiorno a tutti. Ciao Mirella. Grazie Rinaldo. Allora, ancora una volta, prima si parlava appunto di questa opera d'arte della Venere del Botticelli, ancora una volta una donna, una figura femminile che deve dare il messaggio. Io avrei messo Adone col sacchetto più che la Venere del Botticelli, di essere sincera, perché noi stiamo veramente facendo tantissimo rispetto a quello che dovrebbe fare anche il compagno, il marito, che fa fatica ad accettare questa fatica che noi, proprio la figura femminile deve sempre essere in prima linea. Ecco, non sarebbe utile iniziare anche che siano gli uomini in prima linea, che siano loro a lanciare i messaggi, perché è bellissima, siamo un'opera d'arte, però ancora una volta la donna che deve lanciare questo messaggio positivo. Dottor Santoro. Allora, io intanto volevo anche così allacciarmi a quello che il telespettatore diceva. È vero che la incontinenza non è un problema per il quale si muore, cioè non parliamo di tumori, però è un problema molto importante. Noi abbiamo esperienza e ogni giorno vediamo di persone, di anziani che si chiudono in casa e non escono più per questo problema. Perché hanno vergogna, perché hanno, diciamo, quello che diciamo imbarazzo forte, ma addirittura giovani. Giovani perché? Perché l'incontinenza ad esempio può essere una conseguenza di traumi da parto, per le quali le ragazze, anche giovani, possono incominciare a soffrire di questo tipo di patologia, che si licenziano dal lavoro, perché sono imbarazzate del fatto che al lavoro debbano correre in bagno o che si possa sentire dell'odore. Quindi è vero che non è un qualcosa di grave, ma è un qualcosa che impatta molto la qualità di vita delle persone che ne soffrono. Quindi è una problematica importante, è una problematica che, come dicevamo prima, interessa il 15% della popolazione. Detto questo, la prevenzione, noi la facciamo in tutte le maniere. L'essere in piazza è proprio testimonianza del fatto che andiamo verso la popolazione, che vogliamo incontrare le persone, vogliamo incontrare i cittadini, vogliamo far sì che se loro non vengono da noi, siamo noi ad andare verso di loro. È chiaro che si vince sempre di squadra. Ora siamo nella fase degli europei di calcio e quindi capiamo cosa vuol dire una squadra. E una squadra è questa. Diceva la dottoressa Chan giustamente prima, noi abbiamo tanti specialisti che lavorano in questo centro. Non si vince mai con il singolo non andrà mai lontano. E la squadra è quella che noi cerchiamo di fare con gli specialisti e con le associazioni dei pazienti e con voi, mezzi televisivi e mass media. È importante vincere di squadra e così si raggiungono i risultati. E nella nostra esperienza siamo passati a un centinaio di visite l'anno che facevamo prima di aprire il centro a circa 10.000 prestazioni annue. Questa è la risposta di quello che stiamo facendo. Dottoressa Zan, si parla appunto di giovani, di meno giovani. Ci racconti un po' la differenza nel spiegare a un ragazzo giovane o a una ragazza giovane, perché parliamo di persone naturalmente, c'è sempre questa divisione, ma dobbiamo anche farla perché è la verità.
Rispetto al meno giovane, al diversamente giovane, chi è che accetta di curarsi di più, di capire che se c'è una cura adeguata si può arrivare anche a certi livelli ottimali che ti fanno fare una quotidianità come prima? Prego. Ma guarda Mirella, devo dirti che quando si presenta il problema l'età non incide in quello che è l'approccio agli specialisti, nel senso che il ragazzo giovane, e noi ne abbiamo in cura, abbiamo una ragazza anche da poco che si è rivolta a noi nell'età dell'adolescenza e che stiamo prendendo in cura, loro quando hanno il problema non importa dove devono andare, loro cercano una figura che li aiuti perché punto di riferimento. Un punto di riferimento, e devo dire con grande soddisfazione che adesso dopo 5 anni, perché 5 anni nel 2019 abbiamo inaugurato il centro incontinenza, oggi veramente siamo un'entità di riferimento sia per i giovani, per i bambini, per gli adolescenti, per le ragazze, per gli anziani, per tutta questa fascia di popolazione che necessita di grande aiuto e di grandi cure. E quindi il giovane non ha nessun problema ad approcciarsi a noi, accetta il percorso di diagnosi, accetta il percorso di cura, vuole solo guarire. E noi, devo dire che specialmente anche nella giovane età cerchiamo comunque di dare e di creare un punto di incontro per questi ragazzi che sia anche un po' familiare anche l'ambiente, perché allora loro vengono più volentieri a fare il percorso di cura. Abbiamo Giusy da Treviso, vai Giusy, veloce! Ciao Mirella, buongiorno Ciao. ai tuoi ospiti. Ho sentito stamattina per televisione che un signore ha detto che in una cittadina o paese del Piemonte non forniscono i pannoloni per gli anziani. Ho una madre di 90 anni e devo spendere dai 70-80 euro al mese. Le farmacie non sanno niente, che dicono sempre arriveranno, gli assistenti sociali nemmeno, e non succede niente. Devo spendere tutti quei soldi là ogni mese. Le farmacie dicono non arrivano, ma nessuno si interessa. Non capisco perché, insomma, questa cosa. Vi saluto. Grazie Giusy. Allora sentiamo il dottor Santoro come commenta. Sì, rispondo io. Allora, il discorso della fornitura tramite le farmacie è deciso a livello regionale. Noi qui in Veneto avevamo fino a un paio di anni fa la stessa modalità di fornitura dei presidi, per cui il paziente che aveva bisogno dei presidi doveva passare in farmacia e in farmacia dopo ritirava i presidi di cui aveva bisogno. La possibilità adesso di aver costituito una rete dei centri a livello regionale o a livello provinciale, come questa nostra della USL 2 Marche Trevigiana, ha cambiato il modo di fornitura. Non sono più le farmacie a fornire i presidi, ma la prescrizione del piano terapeutico avviene a livello ospedaliero, avviene nel centro, dove poi il paziente può scegliere 2 modalità: quella di ricevere direttamente a casa i presidi oppure quella di venirla a ritirare in ospedale. Quindi non esiste più la fornitura, almeno parlo della regione Veneto, poi ecco, dicevamo prima che ogni regione adotta ancora delle sue modalità. Però la Regione Veneto ha cambiato modalità di fornitura, per cui il paziente che ha bisogno di presidi, siano i pannoloni o i presidi di istomia o i cateteri urinari o altri presidi anti-incontinenza, sceglie tra 2 modalità: la fornitura domiciliare oppure la fornitura ospedaliera. E questo già è un cambiamento importante. L'apertura dei centri ha potuto proprio regolamentare questa situazione, perché è lo specialista che elabora e redige un piano terapeutico. Il piano terapeutico vuol dire scegliere la quantità di materiale a secondo della gravità della condizione. E quello che posso assicurare, almeno quello che noi vediamo, è che lavorando in questa maniera qui non ci sono mancanza di forniture, i pazienti sono coperti. È vero che poi dopo, se c'è necessità
per il paziente di voler scegliere un tipo particolare di presidio che non è riconosciuto, e lì magari il paziente può anche prenderlo così, acquistarlo in proprio, ma a tutti i pazienti viene assicurata la fornitura che la Regione ha ratificato e deciso. Dottor Santoro, il fondamentale è il medico di famiglia. Fondamentale sarebbero i consultori, dove sono quelli che giustamente uno dovrebbe avere la possibilità di avere, ma mancano medici di famiglia, mancano consultori, chi li ha è fortunato, ma soprattutto mancano i medici. Com'è la situazione? Ecco, lei che vive questo grande ospedale, questa cittadella della salute enorme, bellissima, ma lei lo sa che dico sempre al dottor Benazzi, chi se ne frega del letto d'oro, a me interessa un bravo medico, un bravo infermiere, una squadra come dice lei. Ecco, come mai secondo lei siamo arrivati nel 2024 dove si parla di intelligenza artificiale, però abbiamo questa mancanza di persone, di squadre, di medici, di infermieri, che sono quelli che veramente poi ti danno il là per riuscire a superare questo ostacolo di malattia? Allora, la figura del medico di medicina generale è una figura fondamentale e importantissima. Nell'ambito di questa rete, no, dei centri dell'incontinenza, il medico di medicina generale viene identificato come primo livello della rete. Il paziente si confronta innanzitutto col proprio medico di medicina generale. I pazienti poi, magari la dottoressa Chan può ribadire questo discorso, che arrivano al centro, arrivano con delle richieste di prescrizione medica e quindi con delle impegnative dove viene richiesta il determinato tipo di visita o di esame diagnostico. E quindi il primo livello è il medico di medicina generale. Quello che diceva il primo telespettatore, vabbè, siamo anziani, è naturale che io abbia l'incontinenza e ce la teniamo. Io credo che ci sia necessità di un cambio di mentalità. Non è giusto pensare in questa maniera qui. Certo, siamo anziani e quindi come anziani è più frequente che io abbia questo problema, ma non per questo devo tenermelo perché non c'è niente da fare. Non è vero, c'è tantissimo da fare ed il pannolone è l'ultima risposta, non la prima risposta. E in questo è importante che il medico di medicina generale si confronti con i propri assistiti, che chieda, che faccia lui le domande se i pazienti hanno o no questo tipo di problematiche e sappia indirizzarli. Riguardo poi la carenza del personale medico, questo è un problema molto più complesso, riguarda le scuole di specialità, l'accesso ai corsi di laurea, quindi un percorso molto più ampio. Ma se io ti devo dire la mia opinione riguardo l'intelligenza artificiale, di cui tu parli tanto, c'è un rischio con l'intelligenza artificiale. Quello che poi si ha anche adesso con questo eccesso di internet, di web, quello di avere un'intelligenza artificiale, non di avere più una propria intelligenza, di pensare con la propria testa che deriva dalla sensibilità e dall'esperienza che si acquista negli anni. Allora, dottoressa Chan, prima di lasciare il posto alla Presidente Antonella Trollese, che è appunto la responsabile regionale dell'Associazione Incontinenti e Stomizzati, che appello vuole fare questa mattina? Ecco, proprio lei che è la persona la quale riceve questo uomo, questa donna, questo ragazzo, questa ragazza, ecco, che appello vuole fare, dottoressa Chan? Il mio appello è quello di dire ai telespettatori oggi: venite venerdì in piazza, non abbiate paura, non vergognatevi, noi siamo lì per dare informazioni, per accogliervi, per rispondere alle vostre domande. Se avete necessità di qualsiasi cosa, venite a darci sostegno in piazza, perché abbiamo bisogno di voi. Diciamo anche l'orario un'altra volta? Sì, saremo lì in piazza dalle 9:30 fino Piazza Borsa a Treviso, sì, dalle 9:30 fino a mezzogiorno. Perciò questo è l'appello che fa la dottoressa Rita Chan, perché è molto importante, perché loro ce la stanno mettendo tutta, ma dobbiamo supportarli anche noi, andando a visitare, anche se la cosa non ci riguarda, ma riguarderà o può riguardare, perciò andate a vedere e prendete le informazioni che vorrete prendere. Prego? Volevo ringraziare però l'amministrazione comunale, perché è il sindaco che ci ha dato la possibilità di essere in piazza. Piazza Borsa è una piazza importante di Treviso e la sensibilità
l'umiltà che invece ha dimostrato il sindaco in tante occasioni, così è davvero lodevole, e quindi la possibilità di essere lì in piazza è perché l'amministrazione comunale ce ne ha dato la possibilità. Penso sia una cosa veramente doverosa e dovuta, perché non si può sempre mangiare e bere, bisogna pensare anche alla salute, e penso che abbia fatto una cosa utile per tutti e alla comunità. Andiamo a vedere invece cosa ha detto il dottor Santoro, Agnello Santoro, all'ippodromo di Treviso. Ha fatto vedere delle slide e ha dato dei numeri. Andiamo a vedere e salutiamo la dottoressa Rita Zan, che lascia il posto alla presidente Trolese. Grazie. Un sacco da raccontare, il sacchetto. E questa è un'esperienza di una paziente, perciò l'hashtag un sacco da raccontare. Sono passati 18 anni da quando la stomia mi ha salvato, paziente con tumore, sostituendo una parte del mio corpo che non poteva più funzionare. Sono stati gli anni più belli della mia vita e grazie a lei non ho dovuto rinunciare a nessuno dei miei sogni. E da questo un'altra testimonianza: è entrata nella mia vita come un fulmine a ciel sereno e mi ha insegnato che chiedere aiuto non è una debolezza, ma un modo per crescere. Ho ripreso a sorridere e a prendermi cura di me stessa e adesso ho un rapporto col mio corpo migliore che in passato. E si è passati da un sacco da raccontare a un sacco da raccontare sport. La nuova campagna della FAIS, della Federazione Associazioni Incontinenti e Somizzati, dove appunto degli atleti o extra atleti hanno dato la loro testimonianza stomizzati di come si possa continuare a fare sport. Baseball, ciclismo, avanti, volley, tennis, taekwondo, vela. Vedete, il sacchetto lì è così disegnato, ma sono persone che hanno quel sacchetto nascosto dalle divise sportive, ma che continuano a fare sport e non hanno avuto vergogna di far parte di questa campagna. Questa nuova vita con il sacchetto non ha significato morire, ma rinascere in una nuova forma e in una nuova dimensione. Prima di dare la parola alla Presidente Antonella Trolese abbiamo Anna Maria da Roncade. Ciao Anna Maria. Buongiorno, finalmente riesco a parlare con lei. Attenta, le voglio fare una domanda, magari mi potrà anche aiutare. Tutte quelle propagande che fanno alla TV del rimborso delle visite mediche fatte in libera professione, dove posso andare? Cosa devo fare? Perché tutti dicono vengono rimborsati, riprenderete i voi soldi, ma non ti dice dove te da andare, cosa che te da fare. Mirella, mi può lei aiutare? Certo. Sa qualcosa? Certo, non sarò io che ti aiuto, ma ti dirò dove andare, poi sentiremo anche questa informazione. Va bene Anna Maria, tranquilla che poi ti rispondiamo se vogliono rispondere anche gli ospiti. Allora, Presidente Trolesi, intanto vediamo queste bellissime locandine che abbiamo trovato, perché la Mirella ha parlato della Venere del Botticelli, però qui vediamo un'altra locandina, perciò per far capire la risposta com'è stata. E questa idea bellissima, siamo un'opera d'arte, perché il corpo umano è un'opera d'arte. Ogni tanto bisogna fare un tagliando, Presidente, però se fai i tagliandi giusti rimaniamo opera d'arte. Prego, Presidente. Ecco, come anticipava prima il dottor Santoro, noi apparteniamo come associazione regionale, apparteniamo a un'associazione nazionale che si chiama FAIS e con loro quest'anno abbiamo voluto condividere una campagna che proprio siamo un'opera d'arte. Questa cosa ci dà l'impressione di poter dire che siamo persone normali e dobbiamo essere accettati per quelli che siamo, perché abbiamo una patologia con grande forza e difficoltà, l'abbiamo superata ed ora vogliamo dire ci siamo così belli. Ma la cosa importante è che questa campagna, che inizia con il dottor Santoro, il centro di terzo livello di Treviso, con il quale collaboriamo come associazione regionale da tanti anni, la porteremo in giro per tutto il Veneto, quindi contemporaneamente ci sarà il centro di terzo livello di Padova e la porteremo in tutte le città del Veneto, proprio per fare quella prevenzione che giustamente, come dice il dottor Santoro, è fondamentale. Se posso dare due dati, abbiamo nella sola provincia di Treviso 16.619 incontinenti gravi, solo nella provincia di Treviso, e sono quasi 3 milioni di euro di ausili per incontinenza.
Nelle Stomie, provincia di Treviso, 1383 assistiti, pari a circa 2.300.000 euro di costi. Allora, se io entro nella internet e cerco incontinenza, la prima cosa che mi esce fuori è una lista di pannoloni. Se questo è il concetto, è un concetto sbagliato. Come diceva giustamente il dottor Santoro, dobbiamo cambiare la prospettiva. Dobbiamo dire, prima di tutto, cominciamo a fare prevenzione. Si può fare anche dalle scuole la prevenzione, perché i bambini quando vanno in classe la maestra non li fa uscire se devono andare a fare la pipì, te la devi tenere. Già quello comincia a essere un piccolo problema, ma al di là dell'esempio banale, l'incontinenza è qualcosa che si può assolutamente prevenire. Questa è una cosa che io ritengo necessario fare. E una bella campagna di prevenzione in regione potrebbe essere una cosa che aiuta le persone, perché giustamente le persone non sanno dove rivolgersi. Se non facciamo noi come associazioni, il centro, ci facciamo portatori dell'idea, guardate, qui potete curarvi, non arrendetevi al fatto che dovete tenervi un pannolone a vita, questa è una cosa importante. Allora ormai siamo in chiusura, devo andare in pubblicità. Dottor Santoro, come ci saluta e che appello vuole fare? Allora guarda Mirella, rivedevo queste immagini e mi emozionavo. E vedevo che la presenza della borsetto del catetere non rendeva meno bella questi capolavori, queste opere d'arte. Non sono meno belle, sono belle così come avere o non avere il presidio. E allora il messaggio di Siamo un'opera d'arte, io mi sento di sposarlo in pieno. La dignità della persona va oltre qualsiasi tipo di disabilità e di malattia. E questo io lo griderò sempre, no? E lo porterò sempre avanti come messaggio. E ringrazio ancora una volta la possibilità che tu ci hai dato di essere qui in trasmissione e mi auguro e invito chi vorrà venire venerdì a incontrarci in Piazza Borsa di poter venire e di potersi confrontare con noi. Grazie. Io però aggiungo una cosa, Presidente, che forse sì, le grandi città, ma come da questa telefonata a Roncade, anche se è città d'arte, io andrei nei paesi dove troviamo anche queste persone che fanno fatica ad arrivare anche nelle città, che si chiudono in casa. Perciò il mio appello è proprio, visto le telefonate che ricevo veloce. Volevo dire appunto una cosa su questo. L'associazione regionale, ma abbiamo 6 associazioni provinciali che fanno questo lavoro di fino, collaborando con le associazioni, con gli assessorati alle politiche sociali dei comuni, proprio per essere presenti nelle piazze lì. E ringrazio le nostre associazioni locali perché veramente fanno un gran lavoro di fino. Devo chiudere. Grazie, pubblicità.